C'è una svolta, le indagini ripartono dopo 17 anni e ci sarebbe un indagato. Quell'omicidio aveva scosso l'opinione pubblica, se n'era parlato quasi ogni giorno per mesi, poi il clamore si era spento quando le indagini erano finite in un vicolo cieco. Era l'8 dicembre 2008, la vittima è Maria Pellegrini, un'ex maestra in pensione che vive da sola in una villetta di Casalserugo. Ricca proprietaria immobiliare, era stata trovata nel suo letto il giorno dopo, in camicia da notte con il nastro adesivo attorno alla bocca e al collo. Una finestra forzata, ma dalla casa non era sparito nulla di valore. I carabinieri hanno cercato per mesi movente e colpevole, ma nulla, nessun indagato, tante piste senza sbocchi. Ora, grazie alla tecnologia, qualcosa si muove. Potrebbe esserci compatibilità tra le tracce di DNA trovate nella villetta e una persona. Si tratta di un albanese già in carcere per altri reati e con molti alias. La procura di Padova avrebbe chiesto l'intervento del RIS di Parma, che anche all'epoca passò al setaccio la casa. Verranno nominati tecnici e si effettuerà la comparazione dei DNA e così uno dei casi di omicidio più complicati degli ultimi anni potrebbe essere risolto.